Al Caminetto, via Laipacco, festeggia la vittoria dell'Udinese con l'Inter e tra i festeggiati anche Nicole, perché Nicole è una tifosa dell'Udinese, quindi la festeggiamo come se avesse segnato. Ovviamente siamo molto felici, questa seconda partita è andata bene, per cui c'è più carica per seguire questo campionato. La prossima domenica con il Pisa il Caminetto apre ancora alle 15 e aspetta tutto il pubblico che anche questa sera è stato numeroso. Assolutamente, noi siamo sempre qua pronti a far vedere le partite dell'Udinese e a tifare per la nostra squadra perché ci vuole. Grazie Nicole, buon lavoro. Grazie mille. Renato Del Zotto, anche lui tifoso dell'Udinese, ha giocato bene questa sera. Sono un friulano che tifa solo Udinese. Ecco, quindi Juve, Milan e Inter. E tutti gli altri non ci interessano. Ha giocato molto bene l'Udinese stasera. Molto bene, ha fatto qualche piccolo sacrificio nei primi minuti e poi è esplosa una grandissima Udinese, segnato bene e abbiamo messo in ginocchio l'Inter. 3 nomi. È chiaro che l'Inter ha avuto la sua reazione. 3 nomi: Atta, Christensen e Solé, che in difesa sono stati straripanti. Sarebbero stati gli stessi nomi nostri. Renato, grazie. Piacere. E adesso con il Pisa un altro successo, o almeno un punto. Incrociamo le dita. Allora io vi presento Franco Sivori, allora mi devo alzare in piedi. Come ha giocato questa Udinese? Beh, secondo me ha battagliato molto bene, cioè nel senso che visto la differenza di qualità devo ammettere che tutti i giocatori hanno messo la gamba oggi e si è visto un'altra squadra a rispetto dell'ultima partita. Con il Verona rispetto a Verona un salto di qualità. Si è visto che secondo me anche i giocatori sentono più le partite importanti, quindi è un aspetto da valutare. Con gli innesti che ci saranno sicuramente si migliorerà questa squadra, nel senso che vedo un miglioramento. E poi chiaramente devono fare il loro percorso, ma i giocatori che verranno adesso sicuramente ci metteranno di più e faremo un buon campionato. È una bella difesa. Ho trovato un Christensen fenomenale, Solé fenomenale. Abbiamo lottato, cioè praticamente quello che ci manca a noi, ci mancava più che altro, il discorso della lotta, della gara, avere gamba e non mollare, tutto qua. Grazie signor Sivori, il suo cognome è molto promettente. Luca, ormai li abbiamo già nominati ampiamente. Atta direi, in attacco non l'ho visto molto bene, ma forse Davis, ecco, che ha fatto rigore. Per il resto insomma sono tutti positivi. La difesa grandissima. Grandissima difesa. Grandissima difesa. Il portiere non ha fatto parate, quindi non sono state parate importanti, ma la difesa è stata un muro proprio. Non sono passati. E avevano 4 attaccanti, più tutto il resto, tutta la carrozzata Inter. Grazie signori, grazie Luca, grazie signor Sivori. Grazie a voi. Udinese Life. Ancora al Caminetto di via Laipacco a Udine con Alessio. Alessio, mi pare che possiamo festeggiare veramente. Beh, si festeggia sempre a Laipacco, siamo un borgo sempre in festa. Vista la partita? Sì, ho visto la partita, tra una pizza e l'altra, grande successo, Udinesi in festa. Bene, sono 3 punti, dicevo prima con Nicole, appuntamento sempre al Caminetto, domenica prossima, c'è il Pisa, sempre in trasferta, noi che non andiamo in trasferta magari rimaniamo qua. Vi aspettiamo tutti qui al Caminetto e buon appetito, non so cosa dire. E buon lavoro allora. Buon lavoro.